politico ha vissuto nei decenni, ci metto dentro tutti, di meccanismi clientelari, per cui era molto più conveniente tenere in piedi le strutture industriali, perché da qui alle elezioni la cosa più facile da fare nei prossimi 3 anni è quella di salvare l'Euroalumina, di salvare qualche posto di lavoro, magari di poter dare anche a qualche fedele qualche posto di lavoro. Ed è molto più facile quello che lavorare a un progetto di un porto che non si fa in 3 anni, perché ci vogliono tempi molto più lunghi per fare un porto, ma che bisogna assumersi la responsabilità di programmare e fare al di là del risultato concreto. C'era una frase molto bella che aveva detto De Gasperi, che era esattamente questa: la differenza tra un politico e uno statista. Il politico è un signore che pensa alle prossime elezioni, lo statista è un signore che pensa alle prossime generazioni. Allora facciamo un esercizio tutti quanti quotidiano, cerchiamo di essere un po' meno politici, di essere un po' meno polemici e facciamo uno sforzo per essere un pochettino più statisti, e se c'è un'opportunità di sviluppo, e siamo qui a discutere per un'opportunità di sviluppo che riguarda le future generazioni, che certamente non farà la differenza di voti alle prossime elezioni regionali, proviamo a concentrarci su quello, perché credo che sia l'unica cosa seria che la politica può fare oggi. Sul gas, io lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché oggi a San Giovanni Suergiu abbiamo iniziato la riunione, c'era un signore che era lì con un bel cartello, esponeva un cartello e diceva no al gas. Allora noi siamo un paese strano, perché che cosa succede in questo paese? Noi chiediamo che ci sia una possibilità di sviluppo, noi chiediamo che si salvino l'Euroalumina dall'Alcoa, chiediamo che ci siano le condizioni per poter avere un costo dell'energia più basso, dopodiché succede per esempio che ogni anno la Taras fa delle ispezioni, delle indagini, scopre che c'è un crescimento di metano che può alimentare col metano tutta la provincia di Oristano per 25 anni, fa la conferenza stampa e lo annuncia, e che cosa succede 2 ore dopo? Che viene costituito il comitato del no alle perforazioni del comune di Oristano. Allora scusate, io sono per il rispetto dell'ambiente, sono per la salvaguardia di tutto quello che c'è di straordinario nel nostro territorio, ma sono convinto che l'ambiente possa essere salvaguardato anche andando avanti, guardando avanti e sfruttando le opportunità che ci sono. Credo che il metano sia una cosa che serve alla Sardegna, credo che si debba fare, e non ne posso più di vedere che spuntano come funghi i comitati del no. Io sono impegnato quotidianamente per il rispetto di quell'ambiente, perché ci tengo, perché lo frequento anch'io, perché penso anche io su questi mari, però allo stesso tempo, siccome vedo anche insieme all'ambiente meraviglioso il disastro e la povertà e la crisi che la gente vive, vorrei vedere un ambiente meraviglioso con gente meravigliosa, e allora bisogna trovare però 2 risposte tecniche le voglio dare anch'io, è stato detto giustamente la Regione in ritardo sulle linee guida della pianificazione dei fondi. Però io la risposta la do rifacendomi a quello che tutto sommato ho già considerato la provincia del Sulcis, quindi non voglio nemmeno dare una risposta della mia parte politica diretta, ma ho visto e ho letto una considerazione che condivido e che faccio mia. C'è la possibilità, quando c'è la volontà delle giunte comunali virtuose, tra virgolette, di fare gli accordi di programma, e tu con gli accordi di programma puoi tranquillamente bypassare la mancanza delle linee guida. Punto. Questa è la risposta. Secondo argomento, Palmascale. Il problema della Palmascale non esiste, lo sai perché? Perché la Palmascale innanzitutto fa parte di tutta l'area cosiddetta che Satrano, come tu sai benissimo, però ha una fortuna, non ha nessun tipo di inquinamento del sottosuolo, ha solo degli inquinanti cosiddetti inquinanti B, che sono degli inerti a base di calcare. Quindi c'è quell'escato che è brutto, però quell'area, il buco di
Sant'Antio, tu probabilmente giustamente non lo sai, però te lo dico io se non lo sai, anche quella è un'area G. Comunque, area per servizi turistici ricettivi. Quindi, se quell'area verrà dismessa e venduta insieme all'area extra, l'acquirente si farà automaticamente carico del ripristino dei luoghi, perché non c'è niente da modificare. Ok? È chiarito anche questo problema. Appunto, colgo l'occasione per fare un ringraziamento al Presidente che, come avete potuto vedere, poi secondo me dal vivo è meglio che vederlo in televisione, perché è una persona squisita e disponibile. E ringrazio a tutti voi per la vostra presenza e anche per la vostra pazienza, perché ho visto che siete rimasti fino in fondo. Grazie a tutti. E volevo fare un augurio comunque di buon compleanno, perché voi non lo sanno che Ignazio oggi ha compiuto gli anni. Ciao Ignazio, auguri, Ciao Giorgio.